60 anni di Avis e di Fidas, certo, un traguardo importantissimo. C'è qualche associazione in Italia più vecchia di noi, però comunque 60 anni sono veramente tanti. L'Avis nazionale quest'anno ne ha compiuti 90 e la nostra mission è quella di fare divulgazione sulla donazione di sangue, come credo vi avranno già detto gli altri. Siamo qua per questo questa sera, per ricordare a tutti l'importanza di andare a donare, di salvare delle vite, e però lo facciamo con un momento di festa, quindi siamo tutti qua insieme a fare festa. Chi volesse venirvi a trovare, chi volesse così informazioni su donare sangue, come bisogna fare dalle nostre parti? Dove siete? Allora, noi ci trovate tutte le terze domeniche del mese in piazza con la nostra autoemoteca. Noi, oltre a fare divulgazione, raccogliamo anche il sangue, offriamo l'opportunità di donare a chi non può donare in settimana, e ci sono le donazioni domenicali. Abbiamo una sede in via Colonnello Franceschi 42, si può andare a donare anche al centro trasfusionale di Lavagna, e noi siamo su tutti i social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, abbiamo un sito internet, ci potete contattare. Avis e Fidas ormai è una stessa cosa. Sì, il tempo del campanilismo ormai è finito, sono diversi anni che noi collaboriamo, avevamo già festeggiato il trentennale, poi il quarantennale, adesso siamo arrivati addirittura a 60 anni di fondazione delle nostre associazioni. Collaboriamo sempre anche nelle scuole, ci dividiamo le scuole dove quando andiamo a fare la propaganda ai nostri giovani. Noi abbiamo bisogno di giovani, perché l'ho già detto, ripetuto, la Liguria è una regione di anziani e noi rischiamo di finire in Liguria in carenza di sangue, proprio perché ormai la popolazione ha sempre più bisogno invecchiando, ha sempre più bisogno di sangue, e noi giovani abbiamo bisogno di loro.